Bentornati a un appuntamento con le previsioni meteo. Abbiamo trascorso quindi un primo attacco invernale con le apparizioni nebulose ovviamente che abbiamo avuto sui settori come la Romagna, in modo particolare le Marche, l'Appennino centrale. Insomma, abbiamo avuto un bel passaggio con queste prime fioccate che hanno interessato anche il nord-est. Ovviamente adesso la nuova perturbazione che arriverà dal nord Atlantico riuscirà ad arrivare proprio dalle zone alpine, non si andrà a formare direttamente sul Mar Ligure per favorire nevicate al nord, ma si andrà a sviluppare tendenzialmente al centro Italia per poi spostarsi al sud Italia e proseguire quindi una fase instabile con nevicate su Appennino centro-settentrionale. La giornata di giovedì vedrà stabilità, cielo in prevalenza soleggiato su nuvolato su gran parte delle regioni del nord, salvo aumento della nuvolosità in Liguria. Al centro invece anche qui avremo più soleggiato, eccetto nella Toscana un aumento della nuvolosità, così come sull'Umbria con qualche locale piovigine. Al sud possibilità bassa, seppur di qualche piovasco che potrà interessare la Bassa Calabria e il nord della Sicilia e anche le coste della Campania. Altrove avremo tempo soleggiato, così come invece sulla Sardegna possiamo vedere la possibilità solo di qualche piovigine sul settore settentrionale, con temperature che saranno sempre molto sotto la media, picchi ancora di meno 6 gradi sulle pianure del nord, il rinforzo dei venti che tendenzialmente si disporranno da nord a partire da venerdì con l'ingresso di ulteriore aria fredda. E come possiamo vedere avremo al mattino la possibilità che qualche fioccata possa interessare il Trentino, come vedete anche le prealpi lombarde, dove qui la neve sarà attorno ai 500 metri, così come sulle prealpi e anche sulla pianura udinese, quindi su quella friulana, la possibilità di qualche pioggia mista a neve. Al centro invece avremo insomma sul Lazio qualche debole pioggia, così come su parte della Toscana, sulle zone interne, così come sull'Umbria, con nevicate però qui in rialzo sopra i 1200 metri. Sarà soleggiato altrove, così come al sud, con qualche pioggia intermittente sulle regioni tirreniche sul nord della Sicilia. Asciutto invece altrove. Sabato invece, come vedete, questo nocciolo freddo che continuerà a concentrarsi sulla Germania procederà verso sud-est, quindi si allontanerà dalla Europa e porterà un'ulteriore instabilità al sud. Sarà molto colpito il Basso Tirreno, Calabria tirrenica parliamo, risentiremo maggiormente di precipitazioni, così come sull'Appennino meridionale, nevicate attorno ai 900 metri, non più in basso. E tra l'altro sarà possibile ancora avere qualche isolato fenomeno sul Lazio con indicate fioccate di neve attorno ai 600-700 metri e con il vento di Foehn che si disporrà invece sulla Valpadana. Quindi questa perturbazione si allontana e concederà invece un notevole rialzo delle temperature. Pensate che già da sabato le temperature massime al nord saranno ben sopra la media, quindi si porteranno tra i 7 e i 10 gradi, specie sulla Valpadana centro-occidentale, e quindi una giornata di domenica con ultimi piovaschi che agiranno sul nord della Sicilia lungo le coste ioniche per lo spostamento di questo minimo depressionario e del freddo artico verso l'Europa orientale. E quindi avremo questa temporanea pausa. È possibile però che le correnti un po' più umide di matrice atlantica possano tornare a bussare alla porta da inizio settimana sulle regioni settentrionali della nostra penisola. Avremo modo di riparlarne, continuate come sempre a seguirci.